La Nuorese parteciperà al prossimo campionato di Serie D e la squadra verrà iscritta dal presidente Michele Artedino. Si è risolta in zona Cesarini la crisi che ha portato la società verde-azzurra a rischiare di sparire dal panorama calcistico nazionale. Dopo settimane difficili, con le dimissioni del presidente verde-azzurra e la consegna al sindaco Andrea Suddu delle chiavi dello stadio Froghieri, la svolta si è avuta stamattina col presidente Artedino che, rispondendo ad un appello del sindaco Suddu lanciatogli ieri sera, dopo una nota di riflessione ha deciso di rimanere alla guida del club verde-azzurro e di iscrivere la squadra. La conferma è arrivata dalle stesse parole del presidente Artedino postate sul sito della società. Prendo atto dell'appello del sindaco Suddu, del suo pressante invito a ripensare alla mia posizione nell'interesse di Nuoro e della Nuorese. Nel momento in cui la città e il territorio attraversano la crisi più profonda degli ultimi 50 anni, mi sembrava di dare un altro duro colpo al futuro di Nuoro. Si riparte per il sesto anno consecutivo, cosciente delle grandi difficoltà che mi attendono dietro l'angolo. Garantirò il massimo impegno e serietà per portare la Nuorese verso nuovi traguardi e vittorie, con la speranza di essere supportato da tutti. Le procedure di iscrizione, che scadono oggi alle 18, prevedono il versamento di 300 euro di tassa associativa, 11.000 euro per i diritti di iscrizione alla Serie D, 3.200 euro di acconto spese a garanzia di eventuali passività sportive e una fideiussione bancaria di 31.000 euro. A questo si aggiunge l'importo relativo alle assicurazioni per i calciatori e i dirigenti. Fin qui la burocrazia, da domani occorrerà pensare al progetto sportivo, agli obiettivi societari, alla scelta del tecnico e dei giocatori. Ma il suo campionato la Nuorese l'ha vinto oggi con la conferma dell'iscrizione alla Serie D. Per tutto il resto ci sarà tempo e modo di fare le cose con calma.